Allora, siamo in contatto con l'ingegnere Gianluca Cuzzolin, del direttore dei trasporti della CTV di Venezia, che come tutti, ma probabilmente il settore trasporto è uno di quelli più in difficoltà in questo momento. In questi giorni ci sono stati tanti problemi appunto per la riduzione dei passeggeri, però abbiamo visto, insomma, che abbiamo preso che in qualche modo state cercando di ottemperare a queste disposizioni, venendo anche incontro diciamo alle persone. Abbiamo visto appunto questa applicazione, avremmo piacere lei che ci parlasse un po' della situazione, ma in particolare di questa nuova, l'uso di questa applicazione, insomma. Allora, per noi è sicuramente un periodo praticamente complesso, perché con l'aumentare del numero di persone il rispetto delle normative ci obbliga al distanziamento di 1 metro, per cui abbiamo dovuto ridurre la capacità dei mezzi a circa il 25%. Per ovviare a questo stiamo sperimentando la possibilità di potersi prenotare il posto a bordo di alcune corse sperimentali. Al momento sono 8, di cui 5 partono da Piazzale Roma e 3 dal Lido. L'applicazione che abbiamo provato a sperimentare si chiama WhoFirst, è scaricabile da Google Play o da Apple Store, è semplicissima, è gratuita. L'iscrizione consta di qualcosa come 30 secondi di operazione tra nome, cognome e pochi altri dati tipo la mail. Si entra dentro poi il menu, il nostro servizio appare come secondo all'interno del pacchetto dei servizi offerti a questa app, e entrando dentro si può scegliere in base al calendario la corsa di proprio interesse. Abbiamo la possibilità fino a 45 posti nelle corse di motoscafo, 55 in quelle di vaporetto e entro le ore 23:59 del giorno precedente. Per cui per chi ha un evento programmato e ha il piacere di essere sicuro di poter accedere al servizio all'orario desiderato, l'operazione è molto semplice, viene garantito il posto, perché all'interno di quei posti una volta registrata la prenotazione, ricevuta la conferma, si ha la certezza che se per esempio lei prenota per lunedì mattina la partenza delle 7:20 a Piazzale Roma per andare all'ospedale civile di Venezia, è sicuro di salire e imbarcarsi sulla sua corsa. La prima settimana ha avuto ovviamente i disagi di gioventù, per cui molto probabilmente tanti hanno provato a vedere se funzionava, si sono iscritti. I no-show sono stati abbastanza, diciamo orientativamente intorno al 50%, vuoi perché forse qualcuno ha provato e non si è proprio presentato, qualcun altro o è arrivato tardi o ha trovato comunque un'alternativa nei servizi che eroghiamo. Visto che l'ho scaricato anch'io, ho fatto ho visto, perché ho provato a registrarmi e ovviamente mi dispiaceva lasciare la prenotazione, e ho visto che però è possibile cancellarla, e quindi uno... Si può cancellare anche 2 minuti prima della partenza. Questo cosa vuol dire? Che comunque si consente a qualcun altro di poter accedere al proprio posto, che magari non aveva prenotato e è comunque in zona e chiede se può imbarcarsi. Ovviamente, siccome sono risorse in questo momento pregiate, nel momento in cui non si raggiunga il 100% della capacità del mezzo, il mezzo viene poi destinato alla prima fermata utile per poter riempire la barca con altri utenti che hanno prenotato, in modo da non sprecare risorse in questo momento molto delicato. Sembra essere gradita soprattutto da persone non diciamo abitudinarie, ma più gli occasionali, perché probabilmente non conoscendo bene il servizio tendono più a preferire la garanzia di poter, mentre bene o male i nostri utenti abituali conoscono la rete, conoscono le frequenze, sanno che comunque il servizio per andare a destinazione c'è. Benissimo, sappiamo che è un po' una sabbia mobile, un campo minato su certe domande, ma tu hai un'idea di quanto si potrà andare avanti con questo sistema, visto che insomma comunque è particolarmente impegnativo per tutto quanto diciamo, il sistema di trasporti, questo tipo di utilizzo dei mezzi? Quanto possiamo andare avanti così è un'incognita fondamentalmente, perché alla data odierna il famoso decreto Salva Italia di aprile che doveva uscire di Pasqua non è ancora uscito.
E questo dovrebbe dare a noi come azienda e anche all'utenza molte più certezze, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche sanitario e quant'altro. Di conseguenza, nel momento in cui si sapranno cosa avranno deciso, sapremo se l'azienda ha delle prospettive future più solide, e al tempo stesso basta che la regione cambi allineando le proprie indicazioni a quelle per esempio di Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, di capacità dei mezzi al 50%, e già noi raddoppiamo il numero di posti offerti in Val d'Occhio. Per cui è tutto talmente in evoluzione che al momento non è ben chiaro quanto possiamo ottenere. Sicuramente adesso siamo al limite per questo tipo di servizio con questo tipo di normativa. Dopodiché il 18 apriranno i negozi, il 1° giugno apriranno i ristoranti, i bar e spiagge, sì, come, quanta gente sarà interessata, è tutto talmente aleatorio che non è facile. Certo, speriamo che da questa situazione, io sono un ottimista di natura, speriamo che da questa situazione non felice a cascata venga qualche vantaggio. Adesso il fatto dell'uso di questa applicazione, che fino a qualche mese fa era assolutamente una cosa impensabile, e chissà che in futuro serva ancora di più, perché con l'utilizzo che si possa arrivare a una razionalizzazione dei servizi e quindi di avere magari i mezzi tutti pieni per andare via, e quindi un risparmio di risorse, insomma. E un'ottimizzazione anche del tempo dei nostri passeggeri, perché se uno sa che arriva, sale sulla sua corsa, ha solo che un valore aggiunto, per cui, come dici tu, forse non tutto il male viene per nuocere. Speriamo che sia così. Intanto ti ringrazio moltissimo della disponibilità e insomma avremo modo, speriamo, di aggiornarci in futuro su una situazione, diciamo, più simpatica di quella che c'è in questi giorni. Grazie molto. Grazie.